Inizia a scaldarsi la vigilia del match Akragas-Dattilo. La compagine palermitana, che domenica scorsa è stata sconfitta per la prima volta dalla Canicattì, giocherà all'Esseneto contro l'imbattuto Akragas. L'adrenalina per questo match d'alta quota ha iniziato a salire ed in queste ultime ore il presidente Giovanni Castronovo ha svelato dei retroscena avvenuti quest'estate e ultimamente in occasione dell'attuale calciomercato invernale. Michele Fragapane, un giocatore agrigentino, ha dichiarato lo stesso patron biancazzurro, figlio della città di Agrigento, che aveva dato la disponibilità a giocare tra le fila biancazzurre, alla fine per una questione economica si è accasato presso la squadra palermitana. Il loro metodo era convincere i calciatori promettendo uno stipendio superiore a quello pattuito tra gli atleti e l'Akragas. Situazione analoga anche per un altro calciatore che l'Akragas cercava, Elio Nigro. La situazione si è ripetuta anche durante la campagna acquisti invernale, contattando Giovanni Taormina che, essendo una persona seria e di parola, e continua ancora Giovanni Castronovo, non ha ceduto alle lusinghe del dattilo. Domenica, conclude sempre il presidente biancazzurro, sono certo che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Se dovessimo vincere sarebbe un grosso contraccolpo psicologico per il dattilo. Avvicinarsi all'avversario e nel giro di 15 giorni passare da +8 a +2 farebbe sentire il fiato sul collo a chi sta davanti. Questa penultima gara di andata del campionato di eccellenza Girone A tra Akragas e Dattilo sarà diretta da Giuseppe Lascaro di Matera, il quale verrà assistito da Francesco Quattrotto e Marco Chille, entrambi della sezione di Messina. E noi invece da un'ottima partita, non dico esaltante, però molto buona, e quindi le due cose probabilmente facciamo finta che a livello psicologico possa essere di nostro vantaggio, ma fondamentalmente poi non è così, poi conta accanto, è come ti sei approcciato alla gara e come ti sei approcciato all'avversario principalmente. Squadra sicuramente tosta, squadra buona. In questo campionato, ve l'ho detto già prima, non c'è nessuno più forte dell'altro, quindi ce la giochiamo e domenicalmente chi interpreta meglio la gara, secondo me la fa. Quindi tutta la settimana noi siamo stati sul pezzo e quindi speriamo bene di aver indovinato tutte le linee guida affinché questa domenica possa essere dalla nostra parte la fortuna. Come stanno reagendo i giocatori che erano un po' indietro con la condizione fisica? È una domanda sicuramente pertinente, però non possiamo ancora, io non posso andare ancora a sondare il lavoro specifico in profondità, perché in un momento così, specialmente in fase invernale, dove troviamo i campi duri, dove c'è terra battuta, i campi molle, dove c'è il campo nostro. Avete visto domenica la fatica che si è fatta, specialmente nel finale del secondo tempo, si scivolava, quindi le gambe partivano, qualcuno è uscito per crampi, quindi sono tutte situazioni che dobbiamo sempre avere presenti e non fare un programma obbligatorio, perché dobbiamo purtroppo, dico, e forse è un bene anche questo, che usiamo il ragionamento e guardiamo quello che abbiamo fatto ieri, questo cosa facciamo oggi e dove dobbiamo arrivare domani. Sono tutte situazioni che dobbiamo cogliere al momento, non possiamo fare un programma generale. Dopo la sosta, piano piano, al momento della sosta, vediamo le condizioni della squadra e possiamo metterci qualcosa dentro, sbagliando o indovinando, perché poi non sempre si indovina, però voglio dire, perlomeno abbiamo un'idea e abbiamo 10-15 giorni per poter fare un lavoro. Oggi c'è sempre la partita, c'è sempre da recuperare qualcosa, c'è sempre da recuperare qualcuno e quindi ci dobbiamo centellinare nell'aumentare o diminuire una fase di allenamento. Quindi non è semplice fare l'allenamento fisico, è più facile fare la tecnica, la tattica, se hai giocatori intelligenti come Pepe Gambino che ti capiscono al momento, e allora è semplice, ma fare la parte fisica è molto più difficile e ci vuole molta più attenzione, molto più, non dico capacità, ma quantomeno attenzione. Il campo è pesante e A maggior quando ragione, hai visto, già mi fai un'altra domanda, il cambio è pesante, sarà sicuramente pesante domani. Domani non sappiamo se sarà veloce o se sarà pantano. Se non piove probabilmente la palla schizzerà un po' e quindi saremo, essendo anche un po' sabbioso, perché appena fatto il fondo, quindi con più sabbia, potrebbe essere un problema, ma diventa veloce.
se c'è molta più acqua diventa pantano e quindi dobbiamo trascinare la palla. Sono tutte situazioni che poi noi dobbiamo andare a vedere il martedì come siamo arrivati. Domani sarà anche una sfida non solo tra Akragas e Dattilo, ma anche tra Gambino e De Luca. Intanto fa piacere perché comunque sto facendo bene quello che si aspettavano, quello che mi aspettavo. Devo continuare così a lavorare, a crederci sempre, però a questo punto della stagione non sto guardando la classifica cannoniere, ci mancherebbe altro, sarebbe da stupidi farlo. Magari a fine anno può essere una gratificazione in più, però laddove io dovessi vincere la classifica cannoniere e a livello di squadra non arriviamo a raggiungere nessun obiettivo, resta solo l'amaro in bocca. Quindi domani è importante la sfida col Dattilo, non il Gambino De Luca, perché quello non c'entra nulla. A me interessa che l'Ajax faccia di tutto per vincere domani e io assieme ai miei compagni dobbiamo dare più di quello che abbiamo dato fino ad oggi, perché incontriamo la prima della classe, non dobbiamo assolutamente sbagliare, pensando che laddove dovesse arrivare questa vittoria ci agganciamo veramente là sopra a loro e può diventare veramente tutto molto più bello. Dovessi fare un appello ai tifosi, cosa diresti? I tifosi intanto domenica dopo domenica hanno dimostrato di tenerci tantissimo, poi è normale che tutto è legato, ripeto, ai risultati. Noi più risultati facciamo, più vittorie portiamo, è normale che poi la gente magari ha più voglia di venire allo stadio. Quindi secondo me l'appello c'è poco da dire ai tifosi, perché fino ad oggi, ripeto, hanno dimostrato veramente tanto. Noi speriamo solo di avere sempre lo stadio più pieno, perché come abbiamo detto in queste settimane loro per noi sono una marcia in più, e laddove ci dovesse essere magari un calo durante la partita il loro aiuto, il loro supporto ci può far arrivare al 90° con una forza in più. L'arrivo di Taormina